Eminenza Reverendissima, Eccellenze, signori magistrati e avvocati del Foro Civile, autorità tutte, civili e militari, ministri del Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure, signori e signore presenti, grazie per aver accettato l'invito a partecipare oggi all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure, che, come è ben noto, si occupa esclusivamente delle dichiarazioni di nullità di matrimoni canonici celebrati nella Regione Ligure o la cui parte attrice o parte convenuta abitano nella nostra Regione. Il Tribunale Interdiocesano è ora a servizio di 6 diocesi liguri: Genova, Chiavari, La Spezia Brugnato Sarzana, Savona Noli, Tortona, Albenga Imperia. Un affettuoso e riverente saluto a Sua Eminenza, il Cardinale Angelo Bagnasco, che è moderatore del nostro Tribunale, che come tale segue la nostra attività e ovviamente concluderà magistralmente questo nostro incontro. Saluto con commozione il qui presente Vescovo di Savona Noli, Monsignor Calogero Marino. Il motivo particolare che ci lega a lui sta nel fatto che fino a qualche mese fa Monsignor Marino era un nostro giudice e anche di particolare valore. Saluto con viva cordialità e amicizia i vescovi delle nostre diocesi che mi hanno pregato di portare in questo momento il loro saluto a tutti i presenti, assicurando la loro presenza spirituale. In forza della riforma dei tribunali ecclesiastici e dei relativi processi canonici delle cause di nullità matrimoniale, attuata da Papa Francesco con il motu proprio Mitis Iudex del 2015 ed entrato in piena attuazione l'8 dicembre 2015, vi è stato uno sviluppo nella nostra regione conciliare ligure, in quanto la diocesi di Ventimiglia Sanremo ha deciso di staccarsi dal tribunale regionale per iniziare con il proprio tribunale diocesano ad affrontare le dichiarazioni di nullità matrimoniale. È in conseguenza di ciò che il nostro tribunale ha assunto al posto del termine regionale la nuova denominazione di interdiocesano. Desidero cogliere questa occasione per ringraziare tutto il personale del Tribunale Ecclesiastico per il lavoro continuo, assiduo, qualificato e pastorale, dai giudici che sono sacerdoti e laici, dai difensori del vincolo che sono sacerdoti e laici, alle notare, tutte laiche, al cancelliere, al cursore. Con tutte queste persone si svolge il nostro lavoro quotidiano che, come ben si sa, non è sempre così facile, così entusiasmante. Ciascuno di noi porta con sé, quando entra in tribunale al mattino, tutte le proprie preoccupazioni, ansie, problemi familiari e personali, oltre al fatto che tutti noi abbiamo il nostro carattere, la nostra personalità, il nostro modo di vedere e di sentire. Orbene, malgrado questa ovvia e logica varietà, posso dire che c'è un'armonia, un'amalgama che offre una certa serenità
e permette un servizio che a mio modesto avviso è vissuto con generosità, amore e tanta pazienza, considerando l'enorme numero di persone che ogni giorno si presenta al tribunale per lo svolgimento delle cause di nullità. È un lavoro nascosto, quotidiano e silenzioso a servizio della Chiesa e della comunità cristiana, e in particolare delle singole persone che per un motivo o per l'altro si rendono presenti in tribunale. Un grazie quindi sentito e vivo a tutti i membri del nostro tribunale. Un saluto affettuoso e un forte ringraziamento va anche ad altri strettissimi collaboratori del tribunale, la cui opera è preziosissima, ai patroni stabili, a tutti i componenti del collegio degli avvocati facenti parte dell'albo del nostro tribunale, tutti titolati, ossia tutti avvocati rotali, e ai periti in materia psichiatrica, neurologica e psicologica, che svolgono un lavoro fondamentale e importante nelle cause che richiedono il loro intervento professionale. Cause queste che, come è ben noto e da anni ripeto, si stanno moltiplicando in considerazione della realtà frenetica, talora nevrotica, a volte schizofrenica e comunque assai disordinata e superficiale che molta, anzi troppa gente vive oggi nel quotidiano. Ringrazio i carissimi avvocati del Foro Civile che oggi partecipano a questa inaugurazione. Mi auguro che questa presenza sia occasione per una migliore conoscenza del nostro Tribunale ecclesiastico e quindi costituisca un aumento quantomeno della simpatia nei nostri confronti. In particolare devo ringraziare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova che ha concesso per la partecipazione a questo evento l'accreditamento di 2 punti come formazione permanente professionale. Salutiamo con tutto il nostro affetto il Sommo Pontefice che, come ben si sa, si sta dando molto da fare per dare alla Chiesa intera un nuovo slancio, un nuovo entusiasmo. Il 21 gennaio scorso il Santo Padre ha inaugurato l'anno giudiziario della Rota Romana, ritornando di nuovo sul discorso fede in rapporto al matrimonio. Analizzando la realtà attuale dei matrimoni celebrati come sacramento in Chiesa, la situazione appare quantomeno deludente, per non dire drammatica. Le separazioni e quindi poi i divorzi sono una realtà preoccupante. Papa Francesco afferma: di fronte a questa situazione occorre trovare validi rimedi. Un primo rimedio lo indico nella formazione dei giovani mediante un adeguato cammino di preparazione volto a riscoprire il matrimonio e la famiglia secondo il disegno di Dio. Si tratta di aiutare i futuri sposi a cogliere e gustare la grazia, la bellezza e la gioia del vero amore, salvato e redento da Gesù. La comunità cristiana alla quale i nubendi si rivolgono è chiamata ad annunziare cordialmente il Vangelo a queste persone, perché la loro esperienza di amore possa diventare un sacramento, un segno efficace della salvezza. In questo spirito mi sento di ribadire la necessità di un nuovo catecumenato in preparazione al matrimonio. È urgente attuare concretamente quanto già proposto nella Familiaris Consortio, che cioè, come per il battesimo degli adulti il catecumenato è parte del processo sacramentale, così anche la preparazione al matrimonio diventi parte integrante di tutta la procedura sacramentale del matrimonio, come antidoto che impedisca il moltiplicarsi di celebrazioni matrimoniali nulle o inconsistenti. Questo appello del Santo Padre, del resto dal sottoscritto invocato molte volte in questa stessa occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, mi ha suggerito il tema di fondo della relazione di oggi. Ma prima di entrare nel vivo del mio intervento, offro molto brevemente alcuni dati statistici e alcune riflessioni
sull'attività svolta dal Tribunale interdiocesano nel 2016. Intanto le cause di prima istanza. Nel 16 sono entrate 139 nuove cause di richiesta di nullità matrimoniale, una in meno rispetto al 15. Per ora possiamo dire che forse il numero delle cause va stabilizzandosi. Poiché, come ho spiegato lo scorso anno, non esiste più l'obbligo della seconda sentenza conforme, il Tribunale ha avuto meno lavoro per l'appello e quindi ha potuto invece portare più velocemente a termine le cause di prima istanza. Nel 2016 sono giunte al termine 151 cause di nullità, 30 in più rispetto all'anno precedente. Questo dato ci permette di poter dire che le cause di nullità dovrebbero avere un'accelerazione, ossia avere un percorso più breve nel tempo. Ed infatti a fine 2016 abbiamo in corso 208 cause, già 10 in meno rispetto all'anno precedente. Si può guardare con un certo ottimismo, quindi, alla celerità della conclusione di una causa di nullità, che già ora facilmente si esaurisce in un anno se la causa non presenta particolari difficoltà o non esige un lavoro peritale. Circa l'esito delle cause, su 151 procedimenti terminati, 145 hanno ottenuto la dichiarazione di nullità. 4 invece le cause che hanno avuto esito negativo, mentre 2 cause si sono fermate e sono state archiviate. Una riflessione va fatta sulle cause cosiddette breviori, ossia quelle cause di cui abbiamo parlato lo scorso anno, che per il pieno consenso delle due parti e la platealità del motivo di nullità godono di un percorso più breve e più veloce e hanno come giudice monocratico lo stesso vescovo della diocesi. Tra le 151 cause decise ce ne sono appunto 9 che sono state condotte nella forma breve, 4 da parte della diocesi di Genova, 4 della diocesi di La Spezia, una della diocesi di Tortona e una della diocesi di Albenga Imperia. Tutte risolte tranne 2 della diocesi di La Spezia, che hanno poi seguito la via ordinaria, e la causa di Albenga Imperia, che è ancora in corso, in quanto si è presentata di fatto alquanto laboriosa. L'esperienza di questo primo anno ci ha spinto a chiedere ai vescovi di inserire nel regolamento una norma, ossia che deve essere lo stesso avvocato che prepara la causa a chiedere esplicitamente la forma breve. L'esperienza su questo punto è stata questa. Come vicario giudiziale è il sottoscritto a dover decidere la forma processuale breviore. Ebbene, in questo anno avevo scelto questa forma per ben più numerose cause che all'inizio sembravano offrire le garanzie previste. Ma una volta che ci si incamminava nell'istruttoria, emergeva che quel pieno consenso conclamato inizialmente dalla parte convenuta non era poi così pieno. C'erano osservazioni, c'erano dei ma, c'erano dei perché, c'era dei distinguo. Oppure emergeva che la presunta e prevista platealità del motivo di nullità non era poi così chiara e lampante, per cui abbiamo dovuto concludere che non era opportuno, specie con il voto contrario del difensore del vincolo, portare al vescovo quelle cause che comunque sarebbero finite con la decisione del passaggio all'esame ordinario. Sembra, almeno per ora, che la forma breve non sia così facile da attuare, se non in qualche caso che però appare essere un po' raro. Il Tribunale di interdiocesano Ligure è tribunale di appello e la Segnatura Apostolica ha confermato con suo decreto questo compito, essere appello del Tribunale regionale lombardo di Milano. Come ho ricordato, non essendovi più l'obbligo della doppia sentenza conforme, è chiaro che dal Tribunale di prima istanza di Milano siano pervenute a noi in appello solo le cause negative in prima istanza.
Alla fine del 2015 avevamo in corso, tra affermative e negative, 34 cause di appello. Ovviamente sono del tutto terminate le cause che già erano affermative in primo grado e sono rimaste quelle negative ancora in via di istruttoria e quelle nuove entrate che sono state 20. Nell'anno abbiamo deciso 29 cause di appello, per cui restano in corso a fine 2016 25 cause provenienti da Milano. Per quanto riguarda il Tribunale di Appello, la designazione del Tribunale di Appello per il nostro Tribunale interdiocesano, sempre da parte della Segnatura Apostolica, è il Tribunale interdiocesano di Torino. Per quanto riguarda l'appello del Tribunale diocesano di Ventimiglia-Sanremo, è quello metropolitano, cioè il nostro. Saluto in questo momento, con molta gioia, il vicario giudiziale del Tribunale nostro di appello di Torino, Monsignor Ettore Signorile, qui presente, con il quale c'è un'ottima collaborazione, oltre che una grande stima reciproca. E allora entriamo nel vivo della relazione di quest'anno. Io l'ho intitolata Una grossa riflessione sul bonum coniugum, aggiungerei anche un po' coraggiosa, però mi auguro che serva. Il nostro codice di diritto canonico, al canone 1055, nello spiegare che cosa è il matrimonio cristiano, afferma: il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. Il codice dunque afferma che il matrimonio in se stesso come patto naturale, riconosciuto anche da tutte le legislazioni civili, per sua natura è ordinato al bene dei coniugi. Ecco il bonum coniugum, la traduzione del bonum coniugum, bene dei coniugi. Il concetto di bene dei coniugi è assai ampio. Papa Francesco, nella esortazione apostolica Amoris Laetitia del 19 marzo 2016, in cui affronta tutta la bellezza e la problematica del matrimonio cristiano come conclusione del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia, afferma: risulta particolarmente opportuno comprendere in chiave cristocentrica le proprietà naturali del matrimonio che costituiscono il bene dei coniugi, che comprende l'unità, quindi la fedeltà, l'apertura alla vita, l'indissolubilità e all'interno del matrimonio cristiano anche l'aiuto reciproco nel cammino verso una più piena amicizia con il Signore. Cominciamo quindi subito a dire che il matrimonio, già come patto naturale tra un uomo e una donna, è destinato al bene dei coniugi. Pertanto, se si verificano delle situazioni particolari che contrastano il bene dei coniugi in modo sostanziale, ossia non come mera difficoltà di rapportarsi, ma come vera incapacità a creare un rapporto sufficientemente armonico con il coniuge, il matrimonio risulta invalido, ossia nullo. Il bene dei coniugi comprende con tutta certezza alcune caratteristiche del matrimonio, che sono l'unità, ossia quindi la fedeltà reciproca, l'indissolubilità, ossia un vincolo che lega per sempre, e l'apertura alla prole, argomenti questi già ampiamente trattati in questa stessa circostanza negli anni scorsi come motivi autonomi di nullità. Ma il bene dei coniugi non è solo questo, comporta molti altri aspetti che possiamo dire
di prima evidenza e che abbiamo altresì affrontato negli anni scorsi, parlando delle incapacità ad assumere gli oneri coniugali. Pensiamo, a titolo puramente di esempio, alle complesse problematiche sessuali, al comportamento cosiddetto antisociale, alla incapacità di relazione, eccetera, realtà tutte che rientrano nella materia neuropsichica o psicologica di competenza dei periti. Papa Francesco però ci ricorda che il matrimonio naturale si comprende pienamente alla luce del suo compimento sacramentale. Solo fissando lo sguardo su Cristo si conosce fino in fondo la verità sui rapporti umani. E rifacendosi al Concilio Ecumenico aggiunge: in realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, rivela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione. È dunque alla luce della parola di Dio, dell'insegnamento di Gesù, che possiamo capire appieno anche le caratteristiche e la natura del matrimonio sacramento. Gesù, infatti, ha elevato a dignità di sacramento esattamente lo stesso patto matrimoniale come è in natura e come è stato concepito nell'atto stesso creativo dell'uomo da parte di Dio. Dunque è alla luce della parola di Dio che possiamo comprendere fino in fondo la realtà matrimoniale, del resto voluta e creata da Dio stesso nel momento che ha creato l'uomo e la donna. Nessuno mette in discussione che il matrimonio sia basato sull'amore di un uomo e di una donna. Il problema è chiedersi che cosa vuol dire amare. Papa Francesco afferma che la parola amore, che è una delle più utilizzate, tuttavia molte volte appare sfigurata. Sarà dunque Gesù stesso, la sua parola, a svelarci che cosa sia l'amore tra un uomo e una donna nella dimensione cristiana e sacramentale. Lui, che è l'amore incarnato, e quindi spiegarci come la grazia del sacramento del matrimonio sia destinata prima di tutto a perfezionare l'amore dei coniugi, come del resto è affermato nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Dunque, il bene dei coniugi ci verrà spiegato, ci verrà illuminato dalla stessa parola di Dio. Nel cosiddetto inno alla carità scritto da San Paolo riscontriamo alcune caratteristiche del vero amore. Paolo, nella prima ai Corinzi, al capitolo 13, la carità è paziente, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Non è un caso che molti sposi, quando celebrano le nozze, decidano di scegliere questo brano da proporre come riflessione, come lettura nel sacrificio eucaristico. Tutto questo si vive, si coltiva nella vita che condividono tutti i giorni gli sposi, tra di loro e con i loro figli. Perciò è prezioso soffermarsi a precisare il senso delle espressioni di questo testo per tentarne un'applicazione all'esistenza concreta di ogni famiglia. Non possiamo infatti dimenticare che la carità, ossia l'amore gratuito con cui amiamo e siamo amati sul piano umano, la si vive esattamente nel rapporto d'amore più grande ed elevato, che è proprio quello tra un uomo e una donna, che conduce alla gioia e al perfezionamento di sé.
Analizziamo tutti gli elementi che San Paolo mette in evidenza nell'amore. Il primo è la pazienza. La carità è paziente. Il libro del Vecchio Testamento della Sapienza ci dice che la pazienza di Dio è esercizio di misericordia verso il peccatore. Nel matrimonio essere pazienti non significa accettare di essere maltrattati in continuazione e tollerare aggressioni fisiche o permettere di essere trattati come oggetti. Tutto ciò non fa parte della pazienza e non fa parte del matrimonio stesso. Costituisce di per sé una gravissima violazione del patto coniugale e se la cosa è costante nel tempo il matrimonio è chiaramente nullo. Il problema della pazienza di cui parla San Paolo, spiega Papa Francesco, si pone quando pretendiamo che le relazioni fra i coniugi siano idilliache o che le persone siano perfette o quando ci collochiamo al centro e aspettiamo unicamente che si faccia la nostra volontà. In questo caso tutto ci spazientisce, tutto ci porta a reagire magari con aggressività, rispondendo con ira, incapaci di dominare gli impulsi, insomma trasformando la vita coniugale in un campo di battaglia. Nella relazione di coppia bisogna realmente riconoscere che anche l'altro ha gli stessi miei diritti di vivere su questa terra insieme a me, così come è. Su tutti questi punti si potrebbero fare lunghe riflessioni, io ho molto sintetizzato. La benevolenza, la carità è benevola. Se infatti la pazienza potrebbe farci pensare a un atteggiamento passivo, in realtà deve condurci alla benevolenza, volere il bene dell'altro. Insomma, la pazienza è accompagnata da una nostra attività, da una reazione dinamica e creativa nei confronti dell'altro. L'amore non solo è semplicemente un sentimento, anche se è carico di sentimento, ma vuole dire cercare il bene dell'altro. Pertanto l'amore si manifesta non solo con le parole, spesso anche sprecate, ma con le opere. Allora c'è la felicità del dare, la nobiltà, la grandezza del donarsi in modo generoso, senza misurare nulla, senza attendere ricompense. La vita coniugale è fatta giorno per giorno di ricerca del bene dell'altro coniuge. L'invidia. La carità non è invidiosa. Invidia e gelosia vanno a braccetto. Nell'amore non esiste e deve esistere non esiste e deve esistere il provare dispiacere a causa del bene dell'altro. L'invidia, infatti, è la tristezza per il bene altrui, in quanto siamo concentrati sul nostro benessere, sul nostro io, praticamente l'egoismo. Nella vita coniugale, invece, si deve gioire per i successi dell'altro. Il successo del partner non è una minaccia. Ciascuno di noi ha doni diversi e strade diverse nella vita, seguendo le quali ci realizziamo e realizzando noi stessi siamo felici. Per cui la felicità di uno diventa la felicità per la coppia. Dunque, nella vita coniugale non ci si deve rodere dentro, non si prova rancore o rabbia per l'altro, non ci si innervosisce per il successo dell'altro, con la conseguenza di chiudersi in se stessi, di rifiutare il dialogo o far pesare il successo dell'altro come realtà negativa nel rapporto a due. Nell'amore bisogna amare ciò che la persona, che dico di amare, ama. Devo amare i genitori dell'altro, devo amare il lavoro dell'altro, devo amare il cammino di crescita e di successo dell'altro, devo amare le giuste aspirazioni dell'altro. L'amore non si vanta e non si gonfia di orgoglio. Nella vita di coppia non ci deve essere l'ansia di mostrarci superiori
con atteggiamento pedante e aggressivo, vanagloria. Così come l'amore non è arrogante, non si gonfia. Dunque non si deve avere l'atteggiamento di chi mostra le proprie qualità, le proprie capacità, di chi crede di essere grande perché sa qualche cosa di più dell'altro. Questo è l'atteggiamento costante di chi si crede superiore per scienza o laurea, o per professione o per il successo, di fatto sottoponendo l'altro. Nell'amore ogni elemento positivo e di ricchezza di una parte è sempre ricchezza anche per l'altra parte. Così come nella vita di coppia non deve esistere la competizione, che è la morte dell'amore. La logica dell'amore cristiano non è quella di sentirsi superiore all'altro né di imporre il proprio potere, bensì è la logica di Gesù: chi vuol diventare grande tra di voi sarà vostro servitore. L'amore non manca di rispetto, ossia non è rude, non agisce in modo scortese, non ha tratti duri. I modi devono essere sempre gradevoli, non aspri, non rigidi. Insomma, nell'amore ci vuole amabilità, delicatezza, gentilezza e soprattutto rispetto della libertà, della capacità, del modo di pensare dell'altro. La reazione violenta, veemente, offensiva, come l'uso del turpiloquio, della parolaccia, dei gesti minacciosi, è lesiva della dignità della persona umana e tanto più lesiva dell'amore coniugale. L'amore non cerca il proprio interesse. Amare se stessi, Gesù parla dell'amore verso gli altri, prendendo come modello l'amore verso se stessi. Non vuol dire egoismo, accentramento su di sé, appagamento di se stessi, bensì l'amore verso noi stessi è contraddistinto dal fatto che ciascuno di noi deve cercare tutto ciò che è bene e che serve per perfezionarci. La stessa cosa dunque l'amore verso gli altri, cercare tutto quel bene che aiuta gli altri a perfezionarsi. Allora l'amore autentico non cerca il proprio interesse, ossia è gratuito. Non aspetta né ricompensa né un ritorno, non si aspetta nulla, se non, nell'amore coniugale, il sapere che anche l'altro ti ama allo stesso modo. Gesù, anche sotto questo aspetto, ci dice che l'amore più grande è dare la propria vita per chi si ama. Insomma, l'amore è il dono gratuito non verso l'altra persona. Scusate, l'amore è il dono gratuito nostro verso l'altra persona. E ancora Gesù che ci raccomanda: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. L'amore non si adira, è esattamente il contrario della pazienza. L'ira è una violenza prima di tutto interna, una irritazione che ci mette sulla difensiva verso o contro gli altri, come se fossero nemici fastidiosi. È un'aggressività intima che però può sfociare in comportamenti gravemente lesivi. L'ira va provata proprio contro le palesi ingiustizie o contro i chiari comportamenti delittuosi o ingiusti. Dobbiamo certamente giudicare e deprecare il male e il peccato, ma non dobbiamo lasciarci vincere dal male né condannare il peccatore. Nella vita coniugale, certo, dobbiamo essere fermi contro il male e il peccato, ma mai lasciarci prendere da reazioni esterne violente. Il raziocinio, il dialogo, la persuasione dolce, amabile, affettuosa è come linimento per le ferite. Ma se le ferite non ci sono, se l'ira sorge per cose futili, sciocche, o unicamente per nostri atteggiamenti egoistici, o forse anche per nostra stanchezza, vale la raccomandazione di Paolo agli Efesini: non tramonti il sole sopra la vostra ira, mai finire la giornata senza aver fatto pace in famiglia. L'amore non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Ciò significa che non si deve dare spazio ai risentimenti che si annidano nel cuore, per cui si diventa rancorosi. Ossia, parliamo del comportamento di colui che cerca sempre più colpe, immagina cattiverie, suppone ogni tipo di intenzione cattiva, facendo crescere quell'acredine che fa diventare crudeli per qualsiasi errore dell'altro, instaurando una vita coniugale di litigio permanente. Amare è questo. Il bene dei coniugi è questo. Se tutto ciò non si realizza, abbiamo un rapporto coniugale malato, non solo privo di gioia, ma incapace di amare e di esprimere il proprio amore, sicché reciprocamente quel bene dei coniugi non si realizza, anzi lo si distrugge. È ovvio, dunque, a questo punto, chiederci quando il non realizzarsi di questi aspetti, or ora esaminati, del bene dei coniugi, diventa anche motivo di nullità del consenso matrimoniale. E qui l'audacia di questo intervento. Certamente non ogni difetto e non alcuni dati del carattere di una persona che magari impediscono uno o l'altro dei suddetti beni di realizzarsi in pieno, creando semplicemente delle difficoltà nel rapporto coniugale, è motivo di nullità. Ma se siamo di fronte ad una persona che è incapace di realizzare, non dico uno, ma la maggior parte di questi beni della vita coniugale, indubbiamente siamo di fronte ad una incapacità a realizzare il bene dei coniugi. Il fatto è che spesso non si tratta di patologie, bensì di formazione del carattere gravemente deficitaria. Non è quindi tanto un perito che debba o possa pronunziarsi in situazioni di questo tipo, quanto piuttosto la valutazione del giudice che, esaminando tutta la storia personale dell'uno o dell'altro coniuge, nonché il reale andamento della vita coniugale, può assumersi la responsabilità anche di giungere ad un pronunciamento di invalidità del consenso nuziale proprio per una incapacità a svolgere una vita coniugale sufficientemente organica e serena, ossia un'incapacità relazionale che non riesce a realizzare il bene dei coniugi. San Paolo, nell'aspetto positivo della descrizione dell'amore, ricorda che esso tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, ossia non tiene conto del male, ma si sente di poter perdonare. Il che significa sapersi comportare come se nulla fosse successo, naturalmente con l'atteggiamento non di colui che non dimentica, bensì di colui che vuole ad ogni costo dimenticare, perché tutto spera, perché tutto sopporta, perché tutto crede. Nella vita coniugale di coppia, queste ultime virtù sono la base per il realizzarsi dei beni dei coniugi. Addestrarsi a chiedere scusa, e non semplicemente come vezzo o come abitudine, ma perché credendo tutto non si lascia prendere da gelosie, perché ha fiducia sempre in un progressivo cambiamento in meglio, tutto spera, e perché sa benissimo che ogni difficoltà, ogni problema, ogni dissidio si risolve nel dialogo, insieme si accettano le problematiche ed insieme si vogliono risolvere. Può sembrare utopia tutto ciò, ma i coniugi cristiani sanno che alla base della loro unione coniugale c'è il sacramento del matrimonio, ossia c'è la grazia, quell'intervento e quel dono di Dio che aiuta i due coniugi a vivere il loro amore al meglio, perché l'amarsi fra di loro è il modo di amare Dio. Papa Francesco nel discorso ultimo alla Rota Romana ha parlato di vero catecumenato per coloro che intendono contrarre il sacramento del matrimonio, il che significa una lunga e profonda preparazione al matrimonio, così come è lungo il cammino dell'adulto nella preparazione al battesimo, cammino appunto che si chiama catecumenato.
Tale preparazione, come ho sempre cercato di spiegare, ha alla base l'educazione e la formazione dei genitori sui bambini, sui figli che crescono, perché è di loro competenza l'educazione sessuale e affettiva. Tuttavia anche i parroci, tutti gli operatori pastorali, diaconi, catechisti, educatori, responsabili della liturgia, responsabili dei movimenti ecclesiali, eccetera, devono prendersi a cuore la preparazione dei giovani al matrimonio, non certo accontentandosi dei 6 incontri previsti come preparazione immediata. Sempre nella lettera apostolica Amoris Laetitia, che io raccomando caldamente di leggere per intero, è sostanziosa, è un po' lunga, ma è veramente ricca, Papa Francesco dà il compito proprio ai pastori di anime di aiutare i fedeli cristiani a fare opera di discernimento allorquando un matrimonio è fallito o allorquando si sono create nuove situazioni o nuovi vincoli affettivi al di fuori del sacramento del matrimonio. Il vero ed autentico discernimento richiede obiettività di valutazione, richiede una coscienza formata e informata, realtà non facili, comunque e tanto più in soggetti che forse molto si sono allontanati dalla fede cristiana. Proprio per questo diventa evidente come la prima forma di discernimento è quella di affidare il proprio caso e la propria vicenda matrimoniale fallita all'esame del tribunale ecclesiastico per verificare se il matrimonio andato in fallimento non sia mai esistito e quindi si possa dichiarare nullo. Nelle relazioni degli scorsi anni abbiamo preso in considerazione i numerosi motivi di nullità. Oggi abbiamo aperto uno squarcio su un altro aspetto della vita coniugale che potrebbe denunciare una vera incapacità a realizzare il bene dei coniugi, che è il fine primario del matrimonio, sia come in natura e sia come sacramento. Compito di ogni operatore pastorale sarà dunque quello di indirizzare le persone che intendono sistemare la propria situazione ecclesiale non corretta alla verifica del tribunale ecclesiastico. Nella speranza di essere stato sufficientemente chiaro, nella speranza che il motu proprio di Papa Francesco dia i suoi frutti, nella speranza che tutti ci mettiamo nell'ordine di idee di aiutare chi è nella opportunità di ricorrere alla dichiarazione di nullità, chiedo ora a Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco di voler dichiarare aperto l'anno giudiziario 2017. Grazie. Segue ora l'intervento del Presidente del Collegio degli Avvocati del nostro Tribunale, il Dottor Emilio Artiglieri. Grazie. Eminenza Reverendissima, Eccellenza, Monsignor Presidente, illustri autorità, a nome del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico porgo il più deferente saluto. Come già ebbi modo di ricordare in altra circostanza, il Santo Padre Francesco, nel motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, ha voluto espressamente che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo, e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario. Tale disposizione è coerente con la norma di diritto costituzionale canonico di cui al canone 221, secondo il quale compete ai fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto. Il canone 1476 amplia anche ai non battezzati
la capacità di essere titolare dei diritti processuali in ambito canonico, stabilendo che chiunque sia battezzato sia non battezzato può agire in giudizio. La parte poi legittimamente chiamata in giudizio deve rispondere. Il canone 1491 sancisce che ogni diritto è protetto non soltanto da un'azione, a meno che non sia disposto espressamente altro, ma anche da una eccezione. Con riferimento alla citata norma di cui al canone 221, il Papa San Giovanni Paolo II, nella allocuzione alla Rota Romana del 18 gennaio 1990, precisava: il giusto processo, richiamava appunto il concetto di giusto processo, è oggetto di un diritto dei fedeli e costituisce al contempo una esigenza del bene pubblico della Chiesa. Le norme canoniche processuali, pertanto, vanno osservate da tutti i protagonisti del processo come altrettante manifestazioni di quella giustizia strumentale che conduce alla giustizia sostanziale. Tra i principi del giusto processo deve essere senz'altro annoverato il diritto di difesa, che comporta il diritto della parte di assumere un avvocato che goda chiaramente dei requisiti previsti dalla legge canonica, come riconosce il canone 1481. La parte può liberamente costituirsi un avvocato e un procuratore. Una sentenza del 1978, vigente quindi ancora il precedente codice, affermava già chiaramente defensionis ius importat facultatem proprium constituendi advocatum. Sappiamo che al riguardo occorre distinguere tra lo ius e l'exercitium iuris, ossia per la validità del processo di nullità matrimoniale non è richiesta la difesa di fatto, purché rimanga sempre garantita la sua concreta possibilità della difesa, appunto. Si tratta comunque di principi fondamentali che ineriscono ad ogni ordinamento giuridico che sia consono ad un condiviso livello di civiltà, o se si preferisce a quel senso del diritto e della giustizia innati nell'animo umano, senso che rappresenta una tangibile testimonianza della convinzione che sotto l'inesauribile varietà delle forme il diritto presenta un fondo di elementi giuridici comuni. Così si esprimeva il grande venerato pontefice Pio XII. E proprio questo fondo di elementi giuridici comuni consente la delibazione, ossia il riconoscimento in sede civile delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, secondo le condizioni poste dagli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana. Oggi ricordiamo l'anniversario della modifica degli accordi del 1984. Accordi che all'articolo 8, secondo comma, prevede che nel procedimento avanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Celebre è, tra gli addetti ai lavori, una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001 che condannò lo Stato italiano per essere venuto meno in un'occasione all'obbligo di accertare che i tribunali ecclesiastici avessero osservato le esigenze del diritto all'equo processo, nel rispetto del principio del contraddittorio sancito dall'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Se oggi ho ritenuto, a nome del Collegio degli Avvocati, di rammentare questi principi perenni,
è perché non sembra mancare in una certa mentalità e in certe prassi, da cui comunque, e così sempre auspichiamo, il nostro Tribunale è immune, il rischio di interpretazioni distorte della nuova normativa, quasi che paradossalmente si risolvesse, anziché in una maggiore tutela dei diritti, in una loro negazione o grave compressione, soprattutto per quanto attiene alla libera scelta dell'avvocato e del procuratore, e vorrei aggiungere per quanto riguarda le condizioni affinché si realizzi questa libera scelta, con conseguenze nefaste sulla stessa giuridicità del processo canonico e sul suo riconoscimento di fronte agli altri ordinamenti, giuridicità che non è in contraddizione con l'indole pastorale del diritto canonico e con le sue alte finalità, ma anzi le sostiene e dà loro una oggettiva garanzia in un autentico servizio alla persona. Grazie. Cari confratelli, eccellenza, signore e signori, cari amici, grazie ancora per la vostra presenza a questo momento significativo della vita del nostro Tribunale interdiocesano. In particolare le autorità qui presenti che ci onorano. Grazie al vicario giudiziale per la sua consueta relazione che porta avanti una riflessione già da anni in un modo articolato, collegato, tanto appunto da costituire quasi una piccola, anzi non neppure troppo piccola, enciclopedia, diciamo così, ecco, di considerazioni, di aspetti della realtà matrimoniale, sacramentale, naturale e di opportuni rimandi magisteriali. Io mi permetto solo, per quanto attiene la relazione del nostro vicario, oltre che ringraziare lui e tutti gli ufficiali del nostro Tribunale interdiocesano, di esprimere, di sottolineare il fatto che l'intervento articolato circa il bonum coniugum del nostro vicario, riguardante appunto l'amore nei suoi diversi aspetti sul filo delle parole di San Paolo, mi pare che si sintetizzi a pagina poi 12, ma anticipando nelle pagine iniziali, nella incapacità sostanziale di relazione. Non vorrei appunto che quanto si dice in anticipo a pagina 6 fosse appunto interpretato, malinteso appunto in modo non del tutto corretto, quando si dice di difficoltà di rapportarsi come incapacità a creare un rapporto sufficientemente armonico con il coniuge. Ecco, il testo ci ricorda che non si tratta di difficoltà che ci sono sempre, ovunque, ci saranno sempre, dovute a mille motivi caratteriali, temperamentali, di circostanze, eccetera, in qualunque ambiente, non solo nell'ambito familiare, ma di qualcosa di molto più profondo e di più radicale, che poi a pagina 12 appunto viene chiamato sinteticamente incapacità relazionale. Quindi non difficoltà relazionali, ma incapacità relazionale. E inteso in questo appunto senso che qui viene messo bene in evidenza, mi pare di poter dire che nella valutazione di questa radicale capacità relazionale come motivo di nullità
il parere dei periti rispetto ai giudici propri del Tribunale non è indifferente, proprio perché si tratta non di difficoltà ma di incapacità. Da un punto di vista psicologico, antropologico, sociale, eccetera, ecco, una valutazione, un parere in questo senso aiuta molto come elemento giudicante per il giudizio. E quindi non è soltanto una questione eminentemente o esclusivamente pastorale, ma è una questione anche più ampia, perché va alla radice non tanto dell'aspetto religioso della fede, ma proprio della struttura umana della persona che si presenta. Quindi in questo senso chiedo se tutto questo ambito riguardi in fondo il discorso circa la maturità della persona, quell'elemento, ecco, quella causa di nullità che spesso giustamente viene invocata nell'ambito delle cause come immaturità umana. Ecco, è un giudizio evidentemente per nulla superficiale, molto profondo, molto serio, ma d'altra parte è lo stesso codice, il magistero, eccetera, che affronta questo tema in modo puntuale, anche se complesso. Ecco perché dico che in questo senso magari anche le valutazioni, ecco, le osservazioni, non certo esclusive né dirimenti dei nostri periti, ecco, possono dare un valido aiuto. Detto questo, ringrazio ancora e una parola così che forse necessariamente riguarda un tema molto più ampio, molto più ampio. Volevo dire una parola circa il rapporto tra religione e ragione pubblica. E divido questo tema che richiede ben altro approfondimento, tempo, e rapporto tra religione e ragione pubblica in alcuni paragrafi. Il primo paragrafo riguarda il grande equivoco che è tuttora molto presente, specialmente in Occidente, circa il retto rapporto, anzi addirittura la possibilità di rapporto tra religione e la ragione pubblica. L'equivoco come se la religione non avesse diritto di cittadinanza nelle società democratiche e come se, come è stato scritto ripetutamente in alcuni anni scorsi sui quotidiani, la religione, soprattutto se è una religione monoteista, è in contraddizione, è incompatibile con la democrazia. Che cosa c'è sotto questa posizione di carattere culturale piuttosto diffusa, specialmente in Europa, e che ha delle conseguenze nefaste, oltre che ingiuste? Vi sta un grande equivoco. L'equivoco si basa sull'idea che il cristianesimo e in particolare la Chiesa cattolica, intervenendo nei dibattiti pubblici, quindi nella società e anche nel diritto, si appelli automaticamente ad un principio di autorità nelle questioni appunto giuridiche e politiche. E naturalmente in un campo democratico, di democrazia, il principio di autorità è, già San Tommaso lo diceva, l'ultimo in ordine di peso. Già San Tommaso, siamo nel Medioevo, l'argomento di autorità è l'ultimo. È possibile, ma è quello meno di peso, anche se viene spesso usato quasi come un dogma, ma tanto più, ancor più oggi,
Ecco, questo presupposto, questo equivoco per cui ogni cattolico, nella misura in cui parla, sia in campo sociale, politico, giuridico, eccetera, automaticamente parla invocando un'autorità divina. Se questo fosse così, giustamente la religione non avrebbe diritto di parola e non deve avere diritto di parola nel campo pubblico. Diritto di parola unicamente nell'ambito della comunità di riferimento, della comunità religiosa, della comunità cristiana. Ma questo è un equivoco. Da qui, come dirò tra poco, da qui l'ostracismo della religione e in modo speciale della religione cattolica, l'esilio dalla sfera pubblica, il confinamento nel privato, come ben vediamo, muove quindi dalla premessa che l'intervento religioso non sia compatibile con la democrazia in generale e con il diritto in particolare, perché tu quello che dici lo dici invocando l'autorità di Dio, del tuo Dio. È una questione tua, non hai diritto di parola e siamo nell'ambito della plurale democrazia. Ma questo non è vero, è appunto un grande equivoco, un grande persistente pregiudizio. Infatti, il cristianesimo è la religione del Logos, del Verbo di Dio, del Verbo incarnato, e Logos vuol dire pensiero, ragione. Il Verbo di Dio, il Figlio eterno di Dio che si è fatto carne ed ha assunto il nome di Gesù Cristo, il Salvatore, l'Emanuele, è il pensiero di Dio, il suo Verbo. E allora i cristiani, i discepoli della religione del Logos, non sono esonerati dalla fatica della ragione, ma semmai ancor di più sono impegnati, responsabilizzati in ordine al pensiero, all'uso, alla fatica del pensare. Quindi è proprio rovesciata la posizione. Sotto a questo equivoco, a questo pregiudizio, sotto sotto, in fondo vi è ancora irrisolta da un punto di vista della cultura nostra occidentale, irrisolto il rapporto tra fede e ragione, come se la fede negasse la ragione contraddicesse di suo la fede. No, questo è falso proprio per quello che ho detto. La religione cristiana è la religione del Verbo, il pensiero di Dio fatto carne, e quindi la fatica del pensare, come per tutti. Il secondo paragrafo vorrebbe brevemente dare uno sguardo storico circa questo quesito, questo tema del rapporto del diritto della religione nell'ambito della democrazia e della società. Dal punto di vista storico, il primo Rawls, liberalismo politico, che è stato pubblicato dalle Einaudi nel 2012, riteneva che fosse necessario escludere la religione dal dibattito pubblico. Non ha diritto di cittadinanza, per il motivo che ho detto. C'è un pluralismo e pertanto ognuno porta le proprie ragioni in questo pluralismo democratico. La religione, qualunque religione, è contraria al pluralismo perché invoca direttamente, in modo autoritativo, la rivelazione, la parola di Dio. Quindi all'inizio, da un punto di vista, ripeto, più storico-culturale, vediamo questo pensatore che inizialmente nega assolutamente questo diritto di cittadinanza. La sua posizione, come è nota, è stata ripresa e rivista però da Taylor e da Habermas. Esempio, nel 2013, il posto della religione nella sfera pubblica,
un articolo pubblicato su Micromega da Habermas. Costui, Habermas ma anche Charles Taylor, sosteneva che, cito, fino a quando le comunità religiose rivestono un ruolo vitale, questo è importantissimo, finché le comunità religiose rivestono un ruolo vitale, nella società civile e nella sfera pubblica la politica deliberativa è un prodotto e deve essere un prodotto della ragione tanto da parte dei cittadini religiosi quanto da parte di quelli non religiosi. Quindi ammette Habermas e il Taylor ammettono il diritto di cittadinanza nel dibattito pubblico delle religioni, ma a condizione. Una condizione che ritengo personalmente molto valida, molto ragionevole, molto valida, e che purtroppo un po' sfugge al pensiero generale di oggi. Condizione che le comunità religiose siano vitali, abbiano un ruolo vitale nella società, siano produttori di storia, siano produttori di società, di un modo di essere nella società. Se le comunità religiose producono vita sociale, hanno diritto di parola, perché sono un fatto sociale. E allora la politica, che ha come scopo la giustizia, ha il dovere, in quanto politica che ha scopo la giustizia, di riconoscere nel proprio interno tutte le comunità vive, tutti i ruoli vitali, e ascoltare nei processi decisionali la loro voce, non in ragione della fede, ma in ragione della vitalità sociale che le comunità religiose, se l'hanno, hanno diritto. Ecco perché le nostre comunità cristiane, qui parliamo appunto di noi, devono essere anche sempre, ma già di natura propria, non per questo scopo, ma di natura propria, devono essere delle comunità significative anche dal punto di vista sociale. Ed ecco perché allora una comunità cristiana che si rinchiudesse nella Chiesa per le proprie preghiere sacrosante, perché questo è il fondamento, ma non avesse anche una proiezione sul territorio, rischierebbe di perdere il diritto di parola, perché non produce vita sociale, non produce un modo di vivere insieme, delle relazioni significative. A livello europeo si ammette ormai che la religione, la dimensione religiosa in Europa sta crescendo. Non parliamo di cristianesimo, parliamo di dimensione religiosa, che sta crescendo. E pertanto la comunità europea non può continuare ad avere sospetto e timore della dimensione religiosa. Comunque si configuri, certo, ma deve assumerla, prenderla in seria considerazione e assumerla in modo democratico. Ma se le comunità cristiane, torniamo a noi, sono delle comunità vitali perché generano relazioni sociali di un certo tipo, in un certo modo, significative per il tessuto sociale che la politica deve guardare, considerare e condurre, normare secondo giustizia, se, ripeto, le religioni e il cristianesimo in particolare per noi hanno questo diritto di cittadinanza a questa giusta condizione, è possibile, come è possibile un dialogo tra cittadini credenti e cittadini non credenti?
nel dibattito pubblico, nel dibattito giuridico, politico, economico, eccetera. Habermas ancora introduce quella che lui chiama la clausola di traduzione istituzionale, che semplicemente vuol dire che i cristiani, torno a parlare di noi, possono e hanno diritto e il dovere di parlare in mezzo alla società, in tutti gli ambiti della società, portando le proprie convinzioni, a condizione che il linguaggio comunicativo sia un linguaggio accessibile a tutti, che sia un linguaggio universale. Qualcuno dice che sia un linguaggio neutrale, non mi piace molto questo termine perché può essere equivocato, ma certamente un linguaggio accessibile. E allora noi cristiani abbiamo il diritto e il dovere di entrare nel dibattito pubblico con le nostre convinzioni, a condizione che siamo in grado di tradurre queste nostre convinzioni, che possono avere una matrice religiosa, certamente, tradurle in termini accessibili di comunicazione universale. Se non siamo capaci di fare questo, non possiamo parlare, perché non possiamo dire Dio l'ha detto, è scritto. No. Dobbiamo essere in grado, in questo senso, noi cattolici in particolare, facciamo qualche volta un po' fatica perché non ci siamo stati abituati. Non ci siamo stati abituati non perché fossimo nell'oscurità culturale, ma perché il contesto socioculturale era omogeneo, era molto più omogeneo, almeno per quello che riguarda i valori di fondo. Fare questa traduzione in termini, diciamo, universali, accessibili a tutti, credenti e non credenti, o diversamente credenti, è possibile ed è doveroso. È doveroso innanzitutto perché la politica è l'ambito della ragione, non della religione. È possibile perché la fonte delle norme giuridiche, e qui entriamo nel campo specificamente giuridico, non è la rivelazione, ma è la ragione, la natura e le loro interrelazioni, i loro rapporti. La ragione, la natura, le loro relazioni vicendevoli, reciproche. Su questo ritorno dopo per cercare di commentare. In termini più generali, il contributo dei cristiani è decisivo solo se l'intelligenza della fede diventa intelligenza della realtà. Terzo paragrafo, una parola sul relativismo democratico e i principi di giustizia. Innanzitutto l'ordine giuridico e politico, come ben sappiamo, appartiene alle cose umane e come tale non è un assoluto, perché appartiene alle cose umane. Per questo motivo, in gran parte della materia da regolare giuridicamente, il criterio della materia può essere un criterio sufficiente, in gran parte. Quindi il relativismo, di cui spesso si parla, non è un demone assoluto, è una realtà necessaria per gran parte della materia su cui bisogna giuridicamente normare. Quindi non è un assoluto, è un fatto positivo della materia. Nello stesso tempo, e questo relativismo, che è necessario in gran parte, non è un assoluto anch'esso. Pena la sua trasformazione del relativismo in un dominio incontrollato della maggioranza. Quando il relativismo diventa un assoluto, è chiaro che diventa un assolutismo,
cioè un dominio incontrollato della maggioranza. È evidente che nelle questioni fondamentali del diritto, le questioni fondamentali, cioè quelle nelle quali è in gioco la dignità dell'uomo e dell'umanità, queste sono le questioni fondamentali su cui il criterio di maggioranza non va avanti, il principio della maggioranza non basta. La regola della maggioranza può trasformarsi in forza brutale e legalizzare l'ingiustizia, come è successo nella storia. Il bisogno di mettere al riparo le questioni fondamentali dell'uomo. Si esprime la coscienza da parte dell'uomo, si è espressa storicamente, ad esempio, nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, 1776, grande carta. E in Europa si è espressa, ad esempio, 1789 con la dichiarazione dei beni, dei diritti dell'uomo. Importanti sono queste carte, molto importanti, e sono l'esempio negli secoli da parte della coscienza collettiva che il criterio della maggioranza non mette al riparo tutto, è necessario la relatività delle cose umane, ma c'è una soglia, c'è un limite. Infatti, ecco un ulteriore la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti non ha impedito la guerra sociale civile, non ha impedito la schiavitù, non ha impedito la discriminazione razziale. Eppure quella carta parla chiaramente, quella dichiarazione, dei diritti umani. E in Europa la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 non ha impedito le leggi di Norimberga del 1935 e in Italia le leggi razziali del 1938. Eppure quella carta, quelle dichiarazioni parlavano chiaro. Tanto che il male era diventato legge dello Stato. A quel punto si ricorse, come tutti ben sappiamo, a un organismo, ad una entità, ad un soggetto che aiutasse le carte universali, diciamo così, a impedire queste derive umanistiche, antropologiche, sociali, illiberali, mostruose, attraverso le corti costituzionali, cioè i giudici delle leggi, riconoscendo una tensione bipolare che resterà sempre necessariamente, una tensione fra due poli, mantenere la distinzione, cioè tra la legge positiva, e il diritto, cioè la giustizia, che non sono assolutamente, come è noto, sinonimi, ma che sono due poli che devono rimanere sempre in dialogo. Ecco una tensione bipolare di cui già Romano Guardini parlava a proposito di tante situazioni della vita dove siamo immersi e dove la bipolarità è ineliminabile, salvo eliminare la vita o eliminare la libertà. I diritti umani, cioè le questioni fondamentali dell'uomo, devono essere rispettati in quanto sono quali espressioni di giustizia e non semplicemente perché sono codificati dalle leggi. Il fatto che storicamente i popoli, le nazioni, la coscienza collettiva abbia in qualche modo si sia affidata alle carte internazionali, alle dichiarazioni universali, perché queste dichiarazioni garantissero le basi, i fondamentali dell'umano, è una cosa molto importante. Ma
forse strada facendo, dimenticando quel bipolarismo tra legge, seppure di livello alto come le Costituzioni o le dichiarazioni universali, e la giustizia, dimenticando forse questo bipolarismo, strada facendo il garantire i diritti fondamentali dal riconoscimento dei diritti e dalla custodia dei diritti fondamentali si è passati, sempre sotto la parola garantire, alla costruzione dei diritti fondamentali e alla imposizione, non sempre giusta. Garantire non è creare, è riconoscere. Quarto paragrafo, l'ultimo paragrafo. L'ordinamento politico, ritorno su quanto detto nel primo punto, l'ordinamento politico giuridico giusto non è affidato, dicevamo, alla rivelazione, a nessuna rivelazione, ma a ragione, natura e alle loro correlazioni. Che cosa significa? Questo è il cuore della sfida culturale nella quale noi siamo. Se non risolviamo questa questione, noi cristiani non saremo mai veramente cittadini. Non perché qualcuno ce lo impedisca, ma perché non siamo in grado di starci dentro, in modo creativo, in modo specifico, apportando qualche cosa, senza complessi né di superiorità né di inferiorità, ma con la consapevolezza di intelligenza e del patrimonio che ci deriva dalla fede, oltre che dall'esperienza umana. Che cosa significa? Che il fondamento dell'ordinamento politico-giuridico è la ragione, la natura e le loro correlazioni. La ragione. La ragione occidentale, come sappiamo, da molte parti si è ripiegata su se stessa ed è diventata una ragione strumentale, cioè si è dimezzata, ha perso se stessa per metà, ha perso un'ala. Giudicando, ritenendo vero, reale, solamente ciò che è misurabile, è la ragione strumentale. La ragione deve aprirsi, già lo diceva Benedetto XVI in modo magistrale e anche Papa Francesco nella Laudato Si, capitolo 3 e 4, quando osa dire, ma nessuno se ne è accorto o ha fatto finta di non accorgersi, che fra l'altro dice forse c'è stato un eccesso di illuminismo o di modernità, ora non ricordo con precisione, un eccesso di illuminismo. È una piccolissima frase, ma che è di una grandiosità straordinaria, di una serietà, di una profondità notevolissima, che dovremmo però prendere in considerazione, ma non ha fatto molta strada, ma è scritta. E allora la nostra ragione e culturalmente la ragione occidentale deve ritrovare la completezza di sé, ritrovare l'altra ala, che non è solo quella strumentale, positivista, ma è quella anche contemplativa, riflessiva, direi metafisica, quella che va oltre il misurabile e che si esprime nella questione del senso, il senso della vita che risponde sostanzialmente o che è composto da due domande e quindi da due risposte: da dove e verso dove, da dove vengo e verso dove vado, o meglio ancora, da dove proveniamo e dove stiamo andando. Questa questione del senso
espressa con queste due domande che richiedono due risposte e che sfugge alla ragione strumentale che va a indagare col microscopio, con la misurazione, correttamente, ma nei suoi ambiti, questo problema, questa questione del senso, non è questione accademica, non è una questione astratta, non è una questione oziosa per gente ben pensante che non ha niente da fare per guadagnarsi la vita, è per vivere. Infatti, l'esperienza, penso, di tutti noi registra una domanda che aleggia tra la gente, nei nostri cuori, ma aleggia ovunque, ma non a livello altissimo, culturale, a livello di popolo. Dove stiamo andando a finire? Non è forse questa la domanda che, formulata o meno, serpeggia nella coscienza collettiva oggi, della nostra gente, di noi, della gente semplice, a fronte della cronaca che ci circonda, vicino e lontana. Ma cosa succede? Dove stiamo andando? Ecco una modalità espressiva della questione del senso, del bisogno di risponderci da dove vengo, dove sto andando, che vuol dire poi qual è la luce sul mio vivere, sul mio lottare, sul mio combattere, sul mio affrontare difficoltà anche gravi all'interno dei rapporti, della famiglia, il senso della mia malattia, del mio disagio, il senso delle sventure, delle sciagure, fino al morire. Da dove? Verso dove? Questa è una questione che precede la dimensione religiosa, che è già religiosa, ma in un certo senso la precede perché nasce proprio dalla struttura ontologica e dall'esperienza esistenziale di tutti e di ciascuno. E infatti la gente semplice, tutti noi, ci chiediamo: ma che sta succedendo? E allora comprendiamo che se la ragione recupera anche la dimensione contemplativa, riflessiva, che è altro rispetto all'indagine positivista, strumentale, che è importante e lo vediamo, recupera anche, oltre il senso, anzi dentro il senso, la dimensione etica. Questo è bene, questo è male, questo è vero, questo è falso. Non è tutto uguale, non è come mi pare, così è se vi pare, no. E per venire in soccorso, può venire in soccorso anche la religione rispetto a questa dimensione razionale che però la nostra ragione occidentale deve recuperare. La dimensione religiosa, o meglio, le grandi tradizioni religiose del nostro tempo, dell'umanità, possono soccorrere la ragione, raccontando se stesse. E la ragione, ascoltando queste narrazioni religiose, a prescindere dalla fede, perché la ragione può essere aiutata, la ragione, a recuperare una dimensione che ha perso, ed è quella, ripeto, riflessiva, spirituale, etica. Ma abbiamo parlato anche di natura. Infatti, la ragione strumentale si è sempre più incentrata su se stessa, rinchiudendosi nel soggetto fino a negare la realtà oggettiva. A me sembra, a te sembra, a tutti sembra, e ognuno va a casa sua. Peggio di prima, più smarriti.
perché anche quello che vediamo, che ascoltiamo, che ci impongono spesso è di questo tenore, no? In nome della democrazia e della libertà, cosa c'entra la libertà? Cosa c'entra in questo caso? Ognuno e poi, ma poi senza portare ragioni. È lì il punto, è lì il punto. Io posso pensare una cosa, e come? Ma devo portare ragioni a me stesso innanzitutto e in un dialogo agli altri. Allora la ragione strumentale, quanto più si è rinchiusa su se stessa nella propria strumentalità e all'interno della propria soggettività, ha tagliato la realtà oggettiva. Tutto è opinione. Tanto più chiaramente non sul piano tanto scientifico strumentale quanto sul piano, tagliando la dimensione riflessiva, sul piano valoriale, sul piano del senso, sul piano etico. Infatti, prova di questa chiusura in se stessa, di questa diminuzio della ragione ragionante dentro al singolo soggetto, la prova più evidente è che bisogna ridefinire tutto. Si ridefinisce la famiglia, si ridefinisce la vita, la libertà, l'amore, basta l'amore, e si ridefinisce la persona, si ridefinisce la morte. Tutto deve essere ridefinito, come se tutto fosse a disposizione del singolo soggetto, a prescindere da verità oggettive che noi chiamiamo natura, ma non noi perché cattolici, ma che si chiama anche storicamente natura, ma che non viene più considerata perché tutto deve essere ridefinito in funzione e dal soggetto individuale. Oggi infatti la verità è in crisi perché viene negata in quanto tale, in quanto esistente. Si ridefinisce l'alfabeto umano, l'ABC della grammatica umana, e ridefinendola la stiamo perdendo. Ma c'è una grande leva nella cultura attuale, una grande leva che noi possiamo valorizzare e dobbiamo valorizzare, che dice diversamente da questa posizione. Individualista, soggettivista, strumentale da una parte e totalmente opinabile dall'altra. Qual è questa leva? È la sensibilità ecologica, è la cultura ambientalista, su cui forse dovremmo ragionare un po' di più. Perché? Perché la cultura ecologica, la mentalità ecologica riconosce che prima della nostra ragione creante o riflessiva vi è qualche cosa che ci precede, di fronte alla quale noi dobbiamo inchinarci perché non dipende da noi, che dobbiamo riconoscere e alla quale dobbiamo adeguarci. Non è forse così? Le piante, gli animali, le cose ci precedono, il mondo della natura, e dobbiamo rispettarlo. A volte con tutte le esagerazioni, che va bene, ma questo è un altro discorso. Semmai le esagerazioni vanno ad esasperare in modo a volte, che cosa? Questo dato, che non siamo noi gli unici miseratori dell'universo, della realtà, che non la creiamo noi con la nostra soggettività razionale,
ma molto ci precede, non dipende da noi, ma noi dipendiamo. Però questa mentalità ecologista viene applicata in modo unilaterale. Esiste l'ecologia naturale, ma esiste anche l'ecologia umana, ma di questa non si parla, perché questa sembra sfuggire a quella che è invece la mentalità ecologica ambientalista. Noi dobbiamo rispettare, a volte in modo eccessivo, perfino qualche volta ridicolo, le pietre, le piante, gli animali, eccetera, ma di fronte all'uomo si nega che abbia una natura, un dato sessuale, biologico, tutto quello che vogliamo, si nega, perché lì dobbiamo ridefinirlo. Vi è una profonda contraddizione che forse noi dobbiamo, come cristiani, ma come persone innanzitutto, valorizzare, mettere in evidenza un po' di più. Perché questo è un dato fenomenologico, sperimentale, del fatto che in fondo la coscienza umana, quando ritorna, esce un attimo dalla artificialità, dalla artificiosità della mentalità occidentale, tipicamente europea, torna ad avere un po' di buonsenso e dice: ma sì, insomma, quella montagna, quell'animale, quelle piante ci sono, io le riconosco nella loro natura, nelle loro leggi interne e le devo rispettare. Ma questo vale anche per noi. Ultima cosa, come conclusione, la Chiesa nella storia, nella sua storia, la Chiesa cattolica, al di là di tutte le cose che sono state dette, scritte ieri, oggi, eccetera, però se guardiamo bene la sua storia, noi possiamo dire con tranquillità che la Chiesa cattolica non ha mai voluto imporre le verità rivelate come leggi dello Stato o come tema di autorità per avere udienza nel dibattito pubblico, sia giuridico, sia sociale, sia politico. Un esempio: Ambrogio, il vescovo Ambrogio di Milano, ex prefetto romano, si levò a un certo momento, levò la sua voce dinanzi all'imperatore Teodosio, che aveva appena sterminato migliaia di uomini esercitando il suo potere legittimo. Con queste parole: a quanto pare tu ignori, o imperatore, la gravità dell'omicidio che hai commesso. Né cessata la collera, la tua ragione ha riconosciuto la tua temerarietà. Forse la potenza imperiale non permette di riconoscere la colpa e il potere acceca la ragione? Bisogna tuttavia che tu consideri la nostra natura umana, il fatto che è mortale la natura umana, è transeunte, e la polvere originaria da cui siamo nati e a cui ci avviamo a ritornare, e che non ignori, tratto in inganno dallo splendore della porpora, la debolezza del corpo che vi è celato. Tu governi, imperatore, su persone della tua stessa natura, anzi, su compagni di schiavitù. Infatti, il solo Signore sovrano di tutti è il Creatore dell'universo. L'unico riferimento a Dio è questa ultima riga, che potremmo anche togliere. Ma il grande Sant'Ambrogio si rivolge a Teodosio non con argomenti di fede,
ma unicamente riferendosi alla ragione che considera, che prende atto della natura umana che è uguale a tutti, che è precaria in tutti, che è fragile in tutti e che la ragione, se non è obnubilata, accecata dal potere, qui parla di porpora, dal potere può riconoscere tranquillamente. Grazie.